Allora, rieccoci, finalmente ci ha raggiunto il nostro ospite d'onore di questo bellissimo pomeriggio, buonasera. l'artista e amico di sempre Fabrizio Ferri. Buonasera, Ciao Fabrizio, buonasera. Ciao Chiara. grazie che accetti sempre i miei inviti. Sempre i miei inviti. È dovere, fa parte della nostra amicizia che ci lega da Sì. anni. Mi ha fatto piacere incontrare anche le vecchie amicizie che hanno visto comunque crescere Fabrizio Sì, Ferri Jenny ricordi? artisticamente. Radio Antenna Foria. Foria. È storica, eh? Storia, la storia. Storica. Quando veramente la radio, diciamo che loro sono stati i primi a passare la musica napoletana, e poi man mano ovviamente si è allargato un pochettino Sono il nate giro. le altre... Mando una buonasera a tutto il grande pubblico tuo che Ci ti sono segue, tantissimi messaggi anche per te. che ti segue tantissimo, è una buonasera da parte mia. Ci sono tantissimi messaggi anche per te, che dice Monica Sara Alessia Pezzella, uè, grande Fabrizio, sei mitico. Grazie, ciao, un bacio. Alessia? Giusto? Monica. Ah, Monica, ciao Monica, un abbraccio. Che dice ti prego fammi salutare da Fabrizio. Ciao Ti Monica, ho un appena abbraccio salutato. forte, ti voglio bene. Ciao, un abbraccio. Rosa Fusco dice sera Chiara, un salutone a Fabrizio Ferri e tanti complimenti ai suoi brani, sono meravigliosi. Grazie mille, un abbraccio forte per te e per tutta la tua famiglia, grazie. Ancora per Melania che dice è possibile ascoltare Volesse vivere di Fabrizio Ferri. Sì. Una bellissima melodia, Mhm. bellissima canzone. Ancora per, vediamo un po', Fabio Schino, per anche una tua collega, Anna Russano, ci sta seguendo. Mamma mia. Ci Ciao sta guardando. Anna, un abbraccio. Mamma mia, Anna Rossana. Io ti amo proprio. Sei la storia della canzone napoletana e non puoi credere che gioia ti vorrei vedere un poco. Ho visto qualche foto che hai fatto su Facebook con Taurino, Sì. che saluto Bacio, Mimmo. affettuosamente. Anna è un'altra grande artista che pure mi ha visto crescere artistica, tutta la galleria. È vero, è vero. Anna Rossana, che grande e bella persona, che bella voce, che grande artista. Ciao Anna, spero di incontrarti con Mimmo perché ti voglio abbracciare, voglio stare un pochettino con te, di parlare delle belle cose che abbiamo fatto nel passato. Poi ci organizziamo. Dice ciao Fabrizio, un bacio, appena scritto. Mamma mia, com'è bella Anna Rossana, troppo bella. Ancora per Michela Silvestro che dice buonasera, ciao Fabrizio. Ancora per Roberta Milano, sono tantissimi messaggi per te. Sì. Io vorrei Grazie. farti subito una bella domanda. Dopo. Cosa è cambiato nell'ambito della musica napoletana? Qual è la differenza tra ieri e oggi? Vabbè. È cambiato un pochettino la generazione, il genere, si va avanti, c'è l'evoluzione, no? Sì. Soprattutto, Con questi telefonini. bravo, fra poco ci fanno anche a noi che vogliamo, Sì. per causa della cosa che si sta andando avanti ovviamente nella vita, si sta avanzando molto ma molto velocemente poi, Sì, neanche una cosa bella luce lenta. E tra prima e oggi dobbiamo dire che è cambiato un pochettino la generazione e che sia giusto così. Ci stanno loro, vedi oggi? Però Prima ci stava un altro pubblico, un'altra situazione, un altro ascolto. questo è vero, Ma purtroppo ci dobbiamo adeguare ai tempi della gioventù, della gioventù, della nuova generazione. della nuova generazione. Però Fabrizio Ferri resta sempre Ma Fabrizio Ferri che... io mi difendo, lavoro sempre, ogni mio album, non lo dico io perché poi alla fine è il lavoro e sono i fatti che parlano È chiaro. vero. Io lavoro tantissimo, grazie a Dio, e ogni mio album è sempre un grande successo. O perché magari ho l'esperienza di fare la scelta dei brani, o perché magari ho il mio arrangiatore personale. Leo Ferrucci. Sì. Bacio a Leo. O perché magari sono dal 92 ad oggi e uno di esperienza ne ha acquistate per fare l'artista, no? E all'inizio abbiamo sbagliato magari 92-93 prendere qualche canzone, non c'era la pubblicità che si può fare ora, c'erano le cose ristrette per farti vedere e per farti ascoltare. Boh, purtroppo c'è più spazio un pochettino per tutti quanti. Sì, soprattutto con il web. Con il web. Continua. È un po' inguaiato la situazione, è un po'... No, ci ma sono i no- pro ma e i non- contro.
Che un po' anguaiato. E purtroppo, vabbè, e ci siamo, però purtroppo, ma tu devi sapere che per causa di questi qua si è perso anche il dialogo nelle case. Cioè non parliamo solo dei cantanti oppure È delle vero. pubblicità, cioè a casa di una famiglia normale ci sono tutti i telefonini in vero. mano, uno parla e è distratto, un altro parla e non ti Ci sono sente. anche le rotture matrimoniali per mezzo del telefono, Chi se ne va solo, so di ieri, meglio quando si usa il telefono corretto. Visto come è bello. Questo è un portiere da 4 anni, portiere di palo, chi se la musica non può sapere proprio niente, E fa buono. penso pallone. Allora, Vai. ci sono tantissimi messaggi. Allora, Dimmi, Rosa dimmi. Fusco, ciao Fabrizio, complimenti, sei bravissimo, è un piacere vederti dal vivo nella Grazie. nostra radio, conoscerti meglio con le domande di Chiara. Ancora Sì. per Maria Bianco, ciao Fabrizio, un bacione. Ancora per Luciano Cardore ci sta seguendo e dice ciao ragazzi, ciao Luciano, un Un bacio, bacio forte forte, grande Luciano. un Luciano, bacio, amico mio, siamo cresciuti bravissimo insieme. ragazzo, Ci avevamo, mo ti dico a te, 14-15 anni fa il fans club insieme. Ce l'avevamo a Marianella, a Piscinola. piscina. E lui quel periodo, io nel 99 ho fatto i Guaglioni Storione e dopo mesi assai importanti, Grande successo. quando sono venuto dal servizio militare. Lui un anno prima già aveva fatto successo con Pazzo d'amore. E quando eravamo nel fans club ci stavano tutto il pubblico che amava molto a lui, era il suo momento, era la cosa bella. E lui sperava più presto che anche io facessi successo subito, giusto per mantenere questo equilibrio tra me e lui per quanto riguarda la nostra carriera artistica. Luciano è un bravissimo ragazzo, una bravissima persona e un grande artista. È Ciao vero. Luciano, Un ti bacio. voglio bene, un bacio a te, alla tua signora, ai bambini, a tutti quanti. Un Barti bacio. dice che ricordi Fabrizio, sempre Luciano. E l'ho raccontato, Luciano, l'ho raccontato che abbiamo fatto insieme. Un saluto ancora per Francesco Sorvillo e dice ciao Fabrizio, sei un grande. Grazie. Ancora Tina Sacco, buonasera Chiara, buonasera Fabrizio. Ciao, Tina, Ciao ciao. Tina. Ancora per Michela Silvestro che ti salutava. Ancora per Rosa Fusco che dice Chiara poi porti in radio anche Luciano. Sicuramente, Sicuramente, prossimamente man mano anche lui verranno qui. tutti gli artisti tutti qua. quanti. Sì. Ti adora Chi? Luciano. Ah, Sai Luciano, che ti adoro. vabbè, ho detto delle belle cose. Noi siamo cresciuti insieme, Siete io e cresciuti lui, insieme. ma veramente siamo cresciuti insieme artisticamente. Camminavamo insieme per le pubblicità, quando non eravamo ancora Luciano Caldura e Fabrizio Ferri, però, che stavamo facendo la gavetta per farci spazio nel nostro ambiente. E veramente io e lui abbiamo passato dei momenti brutti e dei momenti belli della nostra carriera. È vero. Un saluto ancora per Antonio Biondi e dice ciao Fabrizio da Forino, sei il top. Grazie. Ancora per Antonio Grazie. Biondi dice Chiara salutami Fabrizio, ti ha appena salutato. Ancora per Angela Iadonisi, ancora per Farina Luisa, ciao Fabrizio, un saluto a te e a tutto il gruppo, mi dedichi in the Sud Me. Ciao Farina e un Buon bacio a tutto il ascoltare. gruppo ferriano perché ne sono tantissimi, a tutte le mie fan che hanno creato un gruppo con Mimmo Giacco che mi seguono tantissimo, grazie di cuore, un Ne sono abbraccio. tantissimi. Un saluto anche per Mena Cavaliere. Mena, Ciao Mena, Mena, un'altra una tua grande grande fan di fans. Fabrizio Ferri. Ancora per Paola Duracel. Anche Sì, lei ciao una tua ciao Paola, grande un fans. abbraccio, ti voglio bene, Per ciao Paola. Paola. Che dici? Passiamo un tuo brano? Ma io direi di Cosa- cantare, di far passare, c'è l'album nuovo qua, Amandoti. Abbiamo tutto. Sì? Amandoti, Amandoti. il disco nuovo. Mettiamo... No, quello è un pazzi passo te? avanti, sono pazzi te, bravo, bravo. So pazze te, direttore. Sei casato? Un saluto ancora per Barbara, per Fabiana Carbone, il mio amore è nato e cresciuto con le tue canzoni, dice. Grazie. Ancora per Marilena Cantante che ci sta anche seguendo. Ciao Tanti Marilena. colleghi ci stanno seguendo, Bombolo, si nati sceme, muore sceme, bombolo. Ciao Marilena, bacio a Sasa Capo Biondo. Un bacio, ancora per Andrea Agosto. Siamo pronti? So pazze te.
Ancora per Salvatore Martello, ciao Fabrizio, sei un grande artista. Ah, Pazze te. Pazze te con Fabrizio Ferri. Che effetto fa? A ci spugliare, a ci desidera pure si sta a mannure, mi fai morire senza soffrire. Tutto in un attimo mi sento in paradiso, non pochi tempi, fa bene a me, mi serve tu per dare senza questa vita. Sono pazzo di te per tutte le volte che mi passa, sono pazzo di te perché soltanto tu mi piaci, ma che già passi trovo sempre mille scuse, per stare in doletta e per fare amore insieme a te. Sono pazzo di te perché sei tu che sei più bella, e colpa mia sincera ci manca una stella, te sei rubata e fosse pronta a fare una guerra, se qualcuno ci volesse palazza, in scuro è più bella ci sparte là. Tu che fai a te vent'anni, ci pure una laga. Sono pazzo di te pure quando stai incazzata, si piacciono senti c'è sempre che sta nata. Sono pazzo di te perché fai bello tutte le cose che tu mi sei regalata. Ya vieni qua, fatta abbracciare, lindo carnale come fanno innamorate, non ci può stare, innamorata. Sapeva giusto pure che non hai sbagliato, decidi tu, soltanto tu, quando s'appiccia e quando studio che sto cuore. Sono pazzo di te per tutte le volte che mi passa, sono pazzo di te perché soltanto tu mi piaci, ma che già passi trovo sempre mille scuse, per stare in doletta e per fare amore insieme a te. Sono pazzo di te perché sei tu che sei più bella, e colpa mia sincera ci manca una stella, te sei rubata e fosse pronta a fare una guerra, se qualcuno ci volesse palazza, in scuro è più bella ci sparte là. Tu che fai a te vent'anni, ci pure una laga. Sono pazzo di te pure quando stai incazzata, si piacciono senti c'è sempre che sta nata. Sono pazzo di te perché fai belle tutte le cose che tu mi sei regalata. Ed era Fabrizio Ferri con il brano Pazze te, Pazze te. Ci sono tantissimi messaggi. Un saluto per Angela Iadonisi, ancora per Lucia Taccone. Ci sono tantissimi messaggi, Fabrizio. Ancora per Fabiana Carbone che dice: mi ricordo quando sei venuto ad un evento a Mariconta, a Salerno. Mamma, e quando eri bello. Mi dedichi un pezzetto della canzone Fammi innamorare. A cappella, vai. Fammi innamorare di più assai, sempre più assai. Fammi respirare con questa bocca che mi rai. Un bacio, ciao tesoro. Ancora per Enci Mastrorillo che dice: le tue canzoni sono meravigliose, Fabrizio. Ancora per Enci Mastrorillo, grazie Chiara a te e tutto lo staff per averci regalato questo momento splendido con le canzoni di Fabrizio Ferri. Grazie mille, grazie a voi, grazie che seguite, a parte Chiara, ma che seguite proprio la musica napoletana, d'altronde. Sì. Viva sempre la musica napoletana. Sempre.
Ancora Barbara da Palermo che dice quando vieni a Palermo? Quando vieni a Palermo, Fabrizio, e quando mi chiamano, no? Ci sono tante telefonate, Palermo, Catania, Siracusa, però Sì, salutiamo anche Radio Sicilia Web. Radio Sicilia Web, e stavo dicendo a tutta la bella Sicilia, ci stanno un sacco di telefonate che stanno contattando ovviamente il mio manager, però purtroppo ancora si deve trovare un accordo per venire a lavorare giù in Sicilia, va bene? Un bacio a tutta la bella Sicilia, tutta la bella Palermo. Sì. Ancora Anna Pascale dice ciao idolo mio, stai reputando. Ciao, Un bacio, Anna. ti voglio bene da Anna da Marano. Ah, Annarella, Anna da Marano. Ma Anna si da chiama Marano. la figlia? O il figlio, comunque un bacio forte forte. Ancora per Fabiana Carbone che dice vieni a Bologna. Pure a Bologna ti voglio. Ah, Bologna. Noi siamo stati a Reggio Modena, Emilia. Reggio Emilia, Il quelle primo zone là. maggio siamo stati a fare un pranzo spettacolo a Reggio Emilia. Veniamo pure a Bologna, non vi preoccupate, piano piano andiamo Chiamate il dappertutto. manager, chiamate per contatti e Fabrizio Ferri E ci organizziamo. si organizza. Io vorrei farti un'altra bella domanda. Visto che tu hai fatto anche il teatro, Oh, hai fatto tante commedie, tante... ma io tengo una carriera di spalla che sono giovane, Eh, ma io ci ho fatto un bello tragitto. hai un bel tragitto. Io ho fatto 10 anni di quadretti con la buonanima di Alfonsino Abbate, Sì. che passavano tutte le domeniche sera a Teleacheri. Ho lavorato 5 anni con Emiliana Cantone e 5 anni con Nenzi, Nenzi. che ovviamente facevano le mie partner come fidanzate, no? Vicino a me, In scena però. in scena. Poi abbiamo fatto un 20-25 spettacoli per quanto riguarda il teatro. Sono stato 2 volte a Piazzetta Merola con il grande maestro Mario Merola, e poi, vedendo le foto, ho avuto il grande piacere e il grande onore di lavorare con questo signore qua che mi chiamò per un film, La risa dei conti. Non lo Mario so se lo Ranici? ricordi, Mario- questo film. Sì, mi ricordo. La risa dei conti. Io fu chiamato dalla buonanima di Mario Da Mario Da Vinci, Vinci. perché lui mi vidi nei quadretti di Alfonsino Abbate e dicette ma sto guaglione a me mi piace, come dobbiamo fare per contattarlo? Scugnazielle. Andò a fare questo grande colloquio con il grande Mario Da Vinci e ho fatto anche un film, quindi le esperienze alle spalle Ne ne hai ho. tante, ne hai tante. 12 album alle spalle, 10 anni di teatro. Cioè, penso che è un film che matrimonio, comunione, pezzi piazza, battesimo. Che mi faccio? Come fa più? Come ti senti nei panni di attore? Allora, io sono stato scoperto da Alfonsino Abbate perché lui nella vita privata mia mi vedeva dialogare naturale, cioè naturale. Allora il voto diceva, Fabri, ma tu sei così o riesci quando parla? Dice no, non poi, so chi sto qua. Allora lui diceva, tu tieni proprio un dono di Dio allora, che ti ha dato il Signore, no? Che tu sei talmente naturale che le persone come te, così naturale, anche nel privato, cioè, devono lavorare se devono fare qualcosa per teatro o per un film. Invece tu sei così proprio, già ottieni incorporato. Pure che per esempio non devi recitare. E facemmo delle selezioni all'inizio dei quadretti, 11 anni fa, che registravamo da Fotocine Belvedere a Carditello. Sì. Poi abbiamo registrato a Teleacheni, poi abbiamo registrato a Somma Vesuviani in una villa. E vabbè, ho lavorato tantissimo, con Iana Forio, con Alessandra Rena, Sì. Toni Palmentieri, Mario Guida, Lidia De Maio, la buonanima di Anna Romanelli, Sì. Lello Amoroso. Mi ricordo. Cioè, abbiamo fatto, vabbè, Hai poi mi fatto, hai dimentico fatto. qualcuno per l'amor di Dio, perché mo è da un pensa un poco che i quadretti la Zeus ce l'ha in vendita. Pensa un po'. Ha stampato, diciamo così, questi quadretti che facevamo con Alfonsino Abbate e stanno in vendita. Figurati un pochettino che valore abbiamo rimasto per quanto riguarda un grande ricordo del grande Alfonsino Alfonsino Abbate. Abbate. Un saluto per tutta la famiglia Abbate. Bacio a Rino, ciao Rino. Ciao Rino. Nimmo Taurino dice stasera avete uno dei giovani bravi della Napoli di ieri e oggi, con il suo talento vocale ha dato una risposta a tanti, perché è stato una grande sorpresa per molti organizzatori, perché lui il successo non l'ha mai comprato per il suo talento vocale, lui farà parte di noi.
quelli che un domani rimarrà nella storia della canzone napoletana, un tuo amico artista. Quest'anno sarà un anno particolare, ma tu ti difendi bene, poi il resto si salvi chi può. Un abbraccio a te, a Babbo E a Giacchetta. a Giacchetta e tutto lo staff, Chiara, Russano, Jenny, tutte sere. Ah, il brano che Sì, hai chiesto, il dopo brano lo che avete fatto mettiamo. insieme. Ciao Mimmo, ti mando un bacio, grazie per le belle parole. Tu hai detto una bella parola, io il successo non me lo sono mai comprato. Io sono diventato Fabrizio Ferri con i sacrifici, con la mia cavetta, con la mia carriera, e sono stato apprezzato dal pubblico per Del il mio pubblico, successo. Esatto. Non mi sono mai comprato niente, e tu lo No. sai. Quando ero piccolino e venivo a Cantiamoci su e mi mettevo a basci scalillo per bellissimo, potevano fare tra 5 minuti. Non lo scordavo. Viene una lunga Grazie, cavetta. grazie per le belle parole. Io ho cantato con le partiture. Che sanno le partiture, mo? No. E non ne sanno che so. Si Sanno pensano che anche il le giornale che si partiture. accatta la mattina fuori a due Esatto. giornalisti. C'ho ancora le partiture del maestro Claudio Esposito, il maestro Castagnelli, che prima si cantava con l'orchestra fiscale, la Fortezza, Capasso. Te voglio Ma lo bene, stanno Chiara chiusi Neomelo. qua. Ma io, tu mi vedi giovane, ma io ho iniziato troppo a Brescia, avevo 10 anni. Pensa un po' che io fra 3 anni faccio un concerto, te lo sto dicendo qua, a Radio Antenna Una Fuori. foria. Fra 3 Sono anni invitata io. sicuramente farò un concerto al Palapartenope Ah, fra 3 anni, benissimo. che racconterò i 30 anni di carriera di carriera. Fabrizio Ferri. Che qualcuno quando la dice, ma chissà quanti anni canta che guagliano ancora. Sono Però io faccio 30 anni. vedere tutto dalla A alla Z con proiettore, non è che parla in tuo microfono e sfrutta gente a bascia che mi stanno venendo a breve concerto. Io man mano della mia vita, della mia carriera, faccio vedere dal mio primo album, cioè le mie prime feste quando si cantava con l'orchestra, il mio primo debutto in teatro, il mio primo quadretto con Alfonsino Abate, poi il film, poi Piazzetta Merla, poi gli album, poi i dischi e tutte le cose, i video che ho fatto e tutto quanto. Cioè, capite? Però le faccio vedere le cose, non è che dico io ho già fatto questo, però la gente per esempio, voi capite, ha fatto questo? No, io ho fatto questo e te lo faccio Te lo pure per- vedere però. Ed è anche la prova di quello che hai Brava, fatto. brava. Un saluto ancora per Anna Lussano che dice purtroppo la gente sta confusa, troppi funghi. Bella Annarella, Annarella solo tu e te non si trasluti, sei stata sempre bella e si bella ancora sicuramente. Ti voglio vedere, non voglio dire sempre la stessa cosa, però Poi ci ti voglio organizziamo vedere. col taurino. Vieni un poco tu se mi puoi Sì, sì. organizzare questo Come? appuntamento. Noi stiamo sempre da Anna. Ah, Io ieri mamma sera mia, sono stata da bella. Anna. Quanto è bella. Sono sempre a due. Sì, Bello, bello, vicino. bello. Mi organizzi una bella serata e ci Certo. vengo con tutto il cuore. Ci organizziamo. Perché la vecchia guardia, vedi, allora ti faccio notare una cosa, se io sarei nuovo, no? Per farti capire Sì. che ben vengano i giovani nuovi e le belle voci. Anna Russano non si mette a scrivere No. a Fabrizio Ferri, però Anna Russano scrive a Fabrizio perché Fabrizio Ferri è cresciuto sotto la galleria con loro, Con che loro, era sì. così. Ma poi ti stima, parla sempre bene di te E sono cresciuto con e loro. dice ha che sai fatto- cantare. Grazie, grazie Anna, dopo di te, dopo di te. Un saluto ancora per Fabio Oschino che dice sei la storia della musica partenopea. Ancora Grazie. per Radio Sicilia Web che ti saluta. Ancora per Angela Ianonisi, Fabrizio, ma tu ce l'hai sempre il pubblico, sei bravissimo. Grazie. Ma poi un ragazzo, a parte che non voglio fare una sviolinata, a parte che sai cantare, poi sei un Grazie. ragazzo umile e semplice, è quello che Grazie. il pubblico percepisce di te. Forse questo che L'umiltà è la prima cosa. vado sempre avanti, che per me è un lavoro, non mi sento al di sopra, per l'amor di Dio, e per gli altri mestieri che fanno, o magari un salumiere, un meccanico, cioè, che ti posso dire, un parrucchiere. Per me è un lavoro, siamo nati solo sotto un'altra stella e abbiamo dovuto lavorare per farci apprezzare di questo dono che abbiamo avuto dal nostro Signore. È come un giocatore di pallone. Il giocatore di pallone è nato sotto un'altra stella che c'è il dono di giocare a pallone, però comunque pure si ha avuto fare un cuore tanto. Certo. Non è che abbiamo bello e buono rimuoviatore per televisione, che è importante, però vediamo dietro le spalle di quel giocatore che adesso è importante, la gavetta e la carriera che ha fatto da piccolina a Nazareth con una borsa a mano, con l'acqua, con il vento, con il freddo, scuola quella- calcio a qua, scuola calcio là, mo verono mo un giocatore, verono mo perché il si chiama Higuain, nipote, si ti facciano no.
oppure Mertens, oppure Messi, oppure Ronaldo, ma sono giocatori che si hanno fatto un cuore tanto prima di diventare giocatori. Non è che bello pure sono cresciuti e sono diventati quelli là, anche Esatto. loro hanno una storia. È normale. Peppe ti vuole fare una domanda. Vabbè, non mi cerca solo. Non ti preoccupare Fabri, su Canzone a questo voce. non ti preoccupare. Allora, prima di tutto io sono un tuo fans, ma lo dico Grazie. proprio a chiare lettere perché tu sei il prosieguo. Io sono cresciuto con Mauro Nardi, Moreno, Nico Desideri e tu sei uno di quelli là che canta bene Grazie. e canta la nostra Napoli veramente. A prescindere che ti senti la ragazza provocante, figurati, io mi sono innamorato, quindi 96, 96 ragazzi, 95, io mi sono innamorato, che eri, 92 che eri queste qua. vicino e avevi il capello alla Fiorello, avevi il codino lungo, Codino e lungo, mi sì, ricordo- e si portava allora, si appunto. portava. Fabri, dai un consiglio perché giustamente diceva da adesso ci stanno più cantanti che canzoni, ma stiamo parlando, ma non è una polemica, per i giovani bravi come te, e ce ne saranno, Ma dagli non lo un vuoi consiglio. dare, sai perché non lo vuoi dare in consiglio? Vieni frainteso, vieni frainteso dai giovani che stanno uscendo adesso. Lo dico perché tu sei anche, cioè sei un ragazzo apprezzato da tutti e non solo, a parte che sai cantare, sei anche una persona quello che sei, quindi giustamente per questi cantanti che magari fanno una canzone e già si pensano chi su a 10 quarte. Io oggi ho fatto che Lo si so, parla. ma non ti stanno nemmeno a sentire. Se tu gli Ecco. racconti, allora, se io mi fermo a parlare con Anna Russano, ipotesi, no, ti faccio un nome perché parlavamo dei messaggi. Anna Russano sa pastore di Fabrizio Ferri. Se mi fermo a parlare con Mauro Nardi sa pastore di Fabrizio Ferri. Se mi fermo a parlare con Franco Morino, altrettanto che ha fatto 4 dischi che ha baciato Dodori, la MF Studio di Morino. A me i grandi hanno visto il percorso che ho fatto io e la gavetta che ho fatto io, ma capiscono? Ma io mi ci va a parlare con un guaglione che è uscito ieri che magari se crede e tu non sei nessuno. Cioè non so se mi sai se mi sto facendo capire bene di questo. Scusate se ogni tanto parlo un pochettino napoletano, No, più vabbè, molto sia forte. casato. No, perché poi mi scordo che sono cantando per come si parlano questo per un padre. Capito? Perché poi ma sai già. Ma Fabrizio Ferri è questo, è verace Fabrizio. E allora questa è la cosa, vedi che Anna Russano, Mimmo Taurino, Luciano Caldore contattano Fabrizio Ferri perché sanno io che ho fatto come hanno fatto loro, ma un giovane di adesso si pensa che fa il disco, si sente in da radio, ha fatto un video, si mette a fare diretta e cangop, si pensa che è arrivato, non ci è arrivato da nessuna parte, non ci è arrivato manco a casa. Cioè, capito? Che sia cosa? Caccia solo soldi. No, scusate se pecco di presunzione, però No, così ma è. quella è la Perché verità. fai il disco, fai la radio, fai un bello video, tutta la vicina buonasera, sono ipotesi, Pascal. Uè, ciao amore, ciao adesso, uè, bella, come stai? Ma non è chi sto quando ci va a cani dei sasicci. Non è questo il successo. Voglio bene, facciamo sentire una canzone. Volesse Messi. vivere. Volesse vivere che erano chiesto in Scusate se tanti. parlo così, però Ma sei purtroppo, casato- no, perché purtroppo io ho da raccontare. Se parlo così, perché non è che sono un nuovo arrivato, ci chissà che boh che sta dicendo, no, faccio parte, non so come mi chiamo, un giovane vecchio, capite? I grandi, a me quando mi vedono fuori il ristorante, dicono che hanno un giovane vecchio nostro, Quello è vero, quella è verità. e questo è importante. Andiamo con il brano Volesse vivere per tutte le persone che l'hanno richiesta. Vai. Bella sempre più bella, rinda luce brillante, che sti labbra carnali, tino cuore in do sole. Ma rubasse sti mani, ti mangiasse d'amore, non mi stancasse mai, e tu dici ancora, volesse vivere
una frase in da mente che parla su di me. Tu sei un fuoco in da neve, si tremila pensiero, tu sei la chiave da porta, e sta storia d'amore. Ma rubasse sti mani, ti mangiasse d'amore, non mi stancasse mai, e tu dicerai ancora, volesse vivere, cuore e cuore con te, in te battiti sempre che fa l'amore, mentre lo sangue scorresse in te pene non facesse mancare. Noi due per la pelle, questo ti piacere, volesse vivere, rinda stoccia per farmi guardare quando tu non mi vedi, se gli anni si asciugasse sti lacrime senza te fa soffrire, ti scrivessi una frase in da mente che parla su di me. Ed era Fabrizio Ferri con il brano Voulesse vivere. Ricordiamo che è qui ospite con noi in questa bellissima giornata con la sua compagnia. Un saluto ancora per Meli Bellarossa che salutava Fabrizio con un bacio da Palermo. Ancora per Lucia Taccone che vuole ascoltare un brano di Fabrizio con una bella dedica del brano Nui. Ancora per Caterina Scannaliato che dice buonasera a tutti. Ancora per Luisa Landi che diceva si salutava tutti a noi della radio. Chiamate Fabrizio? Ancora per Lucia Taccone, per tutte le persone che sono in sintonia, che siete davvero tantissimi in questa bellissima giornata. Nel frattempo che Fabrizio arriva, eccolo qui Fabrizio. Allora, blu, prepariamo blu, compagni nostri. Che la dedichiamo per tutti quanti, per tutti i fans di Fabrizio. Per tutti i fans Poi di Fabrizio. facciamo Amandoti e Voglio vivere te. Va bene. E ti do un bel va bacio bene. e me ne vado. Cosa stai preparando di nuovo? Dopo Natale escono due singoli nuovi. singoli nuovi che sicuramente vedrete per televisione, il video, per radio ascoltare le Promozione. Anche qua. qui ce li porti anche da noi. Dopo Natale usciranno questi due singoli che già stiamo lavorando. Benissimo. Già gli autori chi sono? Già Una canzone di Colombo, di Tony Colombo. una bella melodia perché anche Voglio vivere te Sì. è sua. Grande successo con Voglio vivere te. E poi l'altra canzone di Enzo Caradonna, che saluto. benissimo. Ciao Enzo, Ciao un Enzo, bacio un bacio, forte. un bacio anche per Nella. Una melodia e una canzone camminata. Sfiziosa. Facciamo a balli sfuso e poi ci moppo pure il con te. Giusto. Un saluto per Antonella Sorvillo che ti salutava, ancora per Mary Bellarosa che dice ciao Fabrizio, un bacio da Palermo, sei un grande. Bacio a tutta Palermo. Bacio a tutta Palermo. Gli Ancora dedichiamo per anche a loro, Blu. Sì, per tutte le persone che sono in sintonia, ne sono tantissime. Ancora per Angela Iadonisi che dice grande Fabrizio, che grande voce, spettacolare, mie emozioni sempre. Grazie, gentilissimi, grazie. Se siamo pronti con il brano Blu di Fabrizio Ferri, la dedichiamo per Peppe e per tutte le persone che sono in sintonia. Buon ascolto. Non cerco niente di più, tu
sai già tutto, sto buono si sto contento. Tu già più bello perché tu sei bello in dall'anima. Tu solo mi sai capire quando sto male, quando ho bisogno di te. Non mi sai dicere no pure quando è impossibile. E siamo io, grazie a Dio, e si parla una poesia carnale come una musica, su brividi che non se ne va più. So più due, so più, si sta ridendo, ma non si fanno più, si sta cagnendo. Vado pazzo per te, tu sei così, femmine e poi creature. Puro cielo e giù, si stai cantando, pure New York così, è capodanno su, questa vita va su, perché sei tu che fai sta buono cuore. Tu sei nata bella in coppa bella mia, e se tu guardi in da voce mega puro mare, e mi perdere in tutto. Non c'è bisogno di parlare, mi ci guardiamo, comunicammo così, perché si parla con voce e parole se inutili. Io con te, tu con me, pieni di complicità, perché noi due siamo semplici, limpidi, trovare da vieni dall'occhio. Socchio due, socchio più, si stai vedendo, ma cosa fanno più, si stai cagnendo. Vado pazzo per te, tu sei così, femmine e poi creature. Puro cielo e giù, si stai cantando, e pure New York così, è capodanno su, questa vita va su, perché sei tu che fai sta buono cuore. Tu sei nata bella in coppa bella mia, e se tu guardi in da voce mega puro mare, e mi perdere in tutto. Si stai vedendo, si stai cagnendo. Puro cielo e giù, si stai cantando, pure New York così, è capodanno su, questa vita va su, perché sei tu che fai sta buono cuore. Tu sei nata bella in coppa bella mia, e se tu guardi in da voce mega puro mare, e mi perdere in tutto. Si stai cantando, è capodanno su, perché sei tu che fai sta buono cuore. Si stai cantando, è capodanno su. Ed era Fabrizio Ferri con il brano Blu Blu Blu. Saluto per Antonella Bellarosa che dice buonasera Fabrizio, mi saluti da Palermo. Palermo alla grande oggi. Grande, la bella Sicilia. Mi fai ama ascoltare un brano a Fabrizio piacere Ferri. perché sono tutte bellissime, sei un grande, continua così un bacione. Ancora per Grazie. Angela Iadonisi, per Tina Sacco che dice sei grande Fabrizio, è un piacere ascoltarti. Ciao Tina, un bacio in bocca al lupo anche per te, auguri sempre per la tua carriera. Un bacio, ciao Tina. Ancora per Rosa Sant'Agnello che dice grandissimo Fabrizio. Ancora per Mimmo Giacco che è qui presente e si è connesso. Ancora per Michele Biancardi, per tutte le persone che stanno scrivendo, per Rosa Sant'Agnello che dice grandissimo Fabrizio. E gli dedichiamo Amandoti. Amandoti. Vai, questa è una canzone dell'album nuovo. Sì, ancora per Antonio Biondi, saluti da Forino, presto, un bacio. Ok, vogliamo andare con il prossimo brano oppure vogliamo ancora chiacchierare? Dimmi tu. Dimmi tu. Un momento... Ci hai raccontato quasi tutta Sì. la carriera. Il momento più bello della tua carriera.
Il momento più bello della mia quando ho iniziato a fare successo, no? Perché io nel 92 ho fatto un album, nel 95 ho fatto un altro album, poi mi sono fermato, sono partito per il servizio di leva, ma l'hai fatto tu quando su Dot? Ma come mo che non si fa più? Sono venuto e poi nel 99 uscivo agli Unistorione e tu per me sei sempre importante. Grande successo. Da lì poi ovviamente dopo tanti anni di sacrifici, questa è la cosa più bella, che poi iniziavo a fare feste, matrimoni, piazze, che la gente mi aspettava e cantavano le mie canzoni, questo è... Che poi ti confermi ogni anno con un nuovo album e sembra un successo e quello Grazie. È la verità. Cerchiamo di lavorare bene. Sicuramente ti confermerai anche con i nuovi singoli che usciranno a dicembre, sicuramente saranno un successo. Grazie. Andiamo con il prossimo brano di Amantoti, anche che è stato molto richiesto in chat, sempre dal disco appunto Amantoti, Fabrizio Ferri. Te me quereva, l'amore passaggi per me, mezz'ora e forneva insieme a una carezza in tuo cinema, però mi senteva come una cadeva in cuore a me, io cuore soffreva, sai perché, cercava a te a una scusa e me. Ancora più forte di chi si ama, oh Manueletta per noi sono sti braccia, quando cercammo per usare. Tu non puoi credere come sia importante perché sta vita mia. Anzi, il voto pensa che pure chi ci ha creato non sa chi sta amore come mi ha cagnato. Forse mi ci ancora abituato, che pure i suoi non diventano realtà. Ma dormo ogni sera, sapendo che giorno sto con te, e senza pensiero più da me, perché tu ormai appartieni a me. Amandoti, riesco a capire, tu mi hai imparato a capire che l'amore si muore in un attimo, lontano da te. Ancora più forte di chi si ama, oh Manueletta per noi sono sti braccia, quando cercammo per ci riposare. Ancora più forte di chi si ama, oh Manueletta per noi sono sti braccia, quando cercammo per ci riposare. Amantoti, Amantoti.
Ci sono tantissimi messaggi. Un saluto per Maria Rosaria Cammarota. Un salutone. Ciao Maria Rosaria, un bacio a te e a tuo marito Antonio e ai tuoi figli, un abbraccio forte. Giusy Taloti dice: ciao Chiara, mi saluti e mi fai dedicare Nascerà. Sì. Ancora per Antonio Papa, ancora per Antonella Solvillo che dice bellissima canzone, ancora per Anna Esposito, ancora per Michele Biancardi, per Angela Iadonisi e per Melania. Fai un saluto particolare per Melania? Sì. Ciao Melania, un abbraccio forte, ti ti voglio chiedeva bene. crisi di cuore. Vabbè, poi dopo, allora adesso ne Sì. faccio i saluti perché io ti dissi che c'è un impegno C'è un dopo impegno, sì. particolare, no lavorativo, una cosa familiare. Familiare, sì. Però dopo, quando io vado via, La passiamo senz'altro. potete far passare tutte le Certo. richieste, Nascerà, crisi di cuore, e fate Tutte le ancora richieste che ci altri hanno 10 chiesto. minuti, un quarto d'ora di canzoni per accontentare le Certo, è il nostro richieste. piacere. Allora Fabrizio, io ti ringrazio. Grazie per a aver te, io accettato il vengo mio sempre, invito. vedi che tu quando mi chiami Sì, a sì, Rossè corri sai sempre, anche corri le altre sempre. cose che abbiamo fatto Sì. nel passato, sei una bravissima ragazza, ti fai spazio per quanto riguarda il tuo cammino con i cantanti napoletani, Ringrazio. perché oramai tu c'hai un nome anche tu, attenzione. Così C'è dicono. Chiara Neomelodica, Chiara Neomelodica ha fatto successo nel nostro ambiente Sì, e non è questo facile, vero. non è facile. Mi ha fatto piacere incontrare persone che conosco da anni, auguro a questa radio Sì, tutto il bene di questo mondo, che possa crescere sempre di più. ringraziamo alla grande Jenny Ricordi, Gennaro. che è il tuo fans. Che hai detto? Ah, ok. Ah, Non me ne sono proprio accorto. Gennaro, allora una pressa guarigione pure a nostro Io e il amico tuo grande Gennaro. fans. Lo so, gli amici che sono qua Tutti qui presenti, e al il nostro tuo grande accompagnatore Mimma, la mia ombra. la tua ombra, che E saluto il pubblico che segue Fabrizio Ferri dopo Natale, ricordiamo le i due due nuovi nuove singoli canzoni di Fabrizio che Ferri. passeranno anche qui su Radio Antenna come ne Foria. buttiamo, che poi di mo' tempo dicesse di una casa, la ma facendo la gente che cazzo. Un Sei bacio grande, forte, Fabrizio. vi voglio bene, grazie di cuore, voglio vivere te. Voglio vivere te. Per tutti gli innamorati, dopo ci sarà crisi di cuore e nascerà. Nascerà. Va bene? Vi accontenterò senz'altro. Grazie Fabrizio. Buona ti voglio vita a bene. tutti quanti, Un grazie bacio. Chiara, grazie a te.